Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un mezzo pesante che trasportava blocchi di cemento si è rovesciato per causa in corso di accertamento poco prima delle 9 in A4, riversando parte del carico sulla careggiata. Nell'impatto l'autista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Venezia. Per consentire la rimozione del mezzo e della polvere di cemento, il tratto tra San Donà di Piave e il casello di Meolo, in direzione Venezia, è rimasto chiuso al traffico fino alle 12:30. Chiusa anche l'uscita di San Donà con disagi per la circolazione. Alle 13 si registravano 8 km di coda fra Cessalto e San Donà in direzione Venezia-Milano in fase di riassorbimento. L'incidente, riferisce Autovie Venete, è avvenuto nel tratto a 3 corsie. Al momento era percorribile solo la corsia di sorpasso. I tecnici hanno lavorato per consentire la riapertura anche delle altre 2 corsie. Nello schianto è rimasta danneggiata la barriera di sicurezza laterale per un tratto di circa 40 metri. Disagi ieri sera e questa mattina tra le stazioni di Trieste Centrale e Monfalcone per il rintraccio di regolari che camminavano a piedi lungo il sedime della ferrovia. I treni in ritardo dai per il capolinea di Trieste Centrale. In particolare per quelli regionali e regionali veloci carichi di pendolari che dal capoluogo erano diretti verso casa. I rintracci nei pressi della fermata di Miramare. Ritardi tra i 20 e i 30 minuti. Si è replicato questa mattina quando un gruppo di 17 immigrati è stato rintracciato dalla polizia di frontiera nei pressi dello scalo ferroviario di Sistiana Visogliano mentre camminava vicino alla sede ferroviaria. A causa della presenza di persone lungo la ferrovia, la circolazione dei treni tra Trieste e Monfalcone ha subito leggeri rallentamenti. In particolare, riferisce Rete Ferroviaria Italiana, 3 convogli hanno maturato minuti di ritardo. A quanto si apprende, il gruppo sarebbe stato lasciato lungo la linea ferroviaria dai passeur perché raggiungessero i centri abitati. I migranti sono quindi stati accompagnati al comando di Fernetti per l'identificazione e le procedure di rito per l'avvio della quarantena obbligatoria. Dopo la visita della ministra dell'Interno Lamorgese a Trieste, vertice con regione e sindaci interessati dalla marcia dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica, tra le proposte messe sul tavolo quella della chiusura dei confini secondari e agricoli lungo la dorsale orientale tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia. La curiosità fa l'uomo giornalista e visionario di persona cosa succede dietro l'angolo e d'obbligo. Il nostro tour odierno si è snodato lungo la Valle dell'Udrio, confine naturale di stato più volte nel corso dei secoli, proprio nel punto in cui inizia la valle fino alla sua sorgente. Tra Regno Lombardo-Veneto con l'Austria, Regno d'Italia con l'Austria-Ungheria, Italia con la Jugoslavia prima e Slovenia dopo, le sue acque ne hanno viste di cotte e di crude. Proprio da queste parti i famosi graniciari, le guardie di confine jugoslave, divennero familiari per le loro incursioni nei punti più stretti degli Udrio, attraversandolo per arrestare illegalmente quei sventurati ai quali con tanto di Kalashnikov puntato intimavano di passare sulla sponda opposta per finire nelle galere di Nova Gorizia e Lubiana per scontare la pena di un qualcosa non fatto. I tempi cambiano ma le acque continuano la loro corsa verso la foce. In certi punti si possono vedere ma non pescare i gamberi di fiume, segno che la natura selvaggia regna ancora sovrana sull'inquinamento perenne oltre la valle. Di migranti per ora nessuna traccia, per gli stessi passeur sarebbe
sarebbe un rischio arrivare da queste parti lungo le strade impervie e poco economiche della parte nord della Gorishka Brda, che scacciano per ora le pattuglie miste di controllo lungo l'ex frontiera e la stessa presenza di coloro che da Levante cercano a Ponente un nuovo futuro. Una cosa è certa: se vi va di respirare aria pura a chilometro zero, ossigenando al meglio i polmoni dallo stress quotidiano, la location è quella giusta. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Brda, Coglio e Quei. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.